Ed ecco la nostra guida qui in Sri Lanka, il signor Raja, Mr. Raja from Colombo, già ribattezzato Tenente Colombo. How are you, Mr. Raja? I am fine, sir. So today we are going Sigiriya to see the Sigiriya. Esatto, a Sigiriya, uno dei siti UNESCO più famosi. Guarda, sto qua. Vabbè, è uno dei siti UNESCO più famosi qua dello Sri Lanka. Yeah. Big Buddha on the rock. The rock is called Yattagala in Kurunegala. In Kurunegala. And this city is named Kurunegala. Okay. Kurunegala. You really look like the Tenente Colombo. Thank you. Bye bye. Guarda che sorpassi. Povera amati, le corriere di linea. Dio bello, stai in parte, no? They are joking. They are joking. You are a joker. Where are you going? Sigiriya. Sigiriya? Yeah. 20 kilometers. Thank you. Vai. Bye. Stai in parte però. Sigiriya, la Roccia del Leone, uno dei siti archeologici più importanti di tutta l'Asia. Un gigantesco sasso scagliato dalla mano di un gigante in mezzo a questa pianura di foreste. Bella, mi piace questa definizione. Scalini. 1200 scalini. Indubbiamente è un bel allenamento aerobico. Amico mio, dove vai? I'm from Italy. Spaghetti, pizza. Ehi! Niente da fare. Sarà ciliaco. Oh! Può sembrare che ci stiamo aggirando in una città perduta in mezzo alla giungla, ma d'altronde il cinema è finzione.
Posto incredibile, rovinato da queste ciurme di pensionati cinesi in gita. Polonnaruwa era la capitale dell'antico regno di Ceylon, Serendip come lo chiamavano gli arabi, nel periodo corrispondente al nostro Medioevo. Non è bello dare le spalle a Buddha, si arrabbiano qui. E questa enorme cupola con questo pinnacolo sulla sua sommità, questo pinnacolo centrale, è la mammella della madre terra. E suona bene però. Serendip, da cui serendipità, cioè la fortuna di fare felici scoperte. Cercare una cosa e trovarne un'altra.